Dopo settimane di polemiche a distanza, domani a Roma primo faccia a faccia tra il governatore Luca Zaia e il ministro Toninelli. Sul piatto Mose e grandi navi. Non cerco le risse, dice Zaia, ma ribadirò le esigenze del Veneto. Nel frattempo si avvicina l'appuntamento di lunedì a Losanna, quando il CIO deciderà chi assegnare le Olimpiadi invernali del 2026. Il governatore sta scrivendo il discorso, appello ai giovani, riempite i social di selfie e hashtag. Richiedente asilo in attesa dello status di rifugiato iscritto all'anagrafe a Padova. La sfida del sindaco Giordani al decreto sicurezza fa infuriare Salvini, no a disobbedienza ideologica. Tragico schianto tra un furgone e un tir alla Tisana, a perdere la vita un settantenne di Bassano del Grappa. Lite familiare degenera nel Padovano, 38enne viene aggredito a colpi di badile dal convivente della madre, 2 arresti per tentato omicidio. Troppe bugie sui vaccini e follia dei Novax, l'attacco del medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni dopo il caso della bimba di 10 anni in ospedale con il tetano. Maturità, oggi prima giornata di esami con la prova di italiano, Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo, Dalla Chiesa, Bartali, Staiano e Montanari per il saggio breve e i temi di attualità. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con l'incontro tra il presidente Zaia e il ministro Toninelli, che in 2 occasioni, domani e poi venerdì, si troveranno faccia a faccia dopo le polemiche a distanza degli ultimi giorni. Dopo settimane di botta e risposta a distanza e polemiche, ora il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli si troveranno faccia a faccia per ben 2 volte in 2 giorni. Domani a Roma al Ministero per un vertice convocato da Toninelli per discutere di Mose. L'indomani a Susegana per il taglio del nastro del nuovo ponte della Priula. E questa sarà la prima inaugurazione di un'opera pubblica in Veneto a cui presenzierà Toninelli dopo aver disertato l'apertura del primo tratto di Pedemontana. 2 incontri, 2 occasioni per chiarire e chiarirsi, e di carne al fuoco ce n'è molta, a partire dalle grandi navi a Venezia. Toninelli era arrivato in laguna la scorsa settimana, ma in quell'occasione non c'era stato l'incontro con le istituzioni locali. Il presidente del Veneto si toglie un primo sassolino dalla scarpa. Io non cerco la rissa con nessuno, però di certo non ho gradito il fatto che si sia detto che io non vado alle riunioni, quando di riunioni sulle grandi navi ne è stata fatta in un anno una sola, una di natura tecnica, alla quale ho mandato i tecnici, quindi ho mandato il mio assessore De Berti, ed è stata una riunione che si è tenuta il 19 febbraio del 2019. Quindi dire che manco alle riunioni e sembra che vado pronto a fare altro, decisamente no. Ma detto questo ce lo lasciamo alle spalle, guardiamo avanti, cerchiamo di collaborare ovviamente con tutte le istituzioni dello Stato. Con Toninelli parleremo di grandi navi, spiega il governatore. Per noi resta fermo il tema del comitatone del 2017 con l'allora ministro Del Rio. L'unica soluzione rapida è quella di utilizzare una viabilità acquea che è distante da Venezia, che è utilizzata da sempre dalle petroliere che vanno a Marghera. Venerdì alle 11 invece nuova occasione di incontro tra il ministro e il presidente del Veneto, quando ci sarà l'apertura ufficiale del nuovo ponte della Priula. Si potrà anche passeggiare, perché poi ci sono le piste ciclabili, oppure si va da sotto direttamente sul vetro del Piave e si ammirerà questo ponte che di fatto è stato totalmente restaurato, ma dentro, e non si vede, ha un'anima d'acciaio che è la vera struttura portante che noi abbiamo inserito. 2 momenti che vedranno Zaia tu per tu con un ministro pentastellato. L'autonomia non può rimanere fuori dalla porta. E l'autonomia resta la priorità di questa regione. Io spero che questo governo si decida quanto prima a portare in Consiglio dei Ministri una bozza di accordo, di intesa, come è stata definita tecnicamente e giuridicamente. Guardi, il processo è innescato, perché indietro non si torna più. Ne parlerà comunque con Toninelli? Beh, non escludo che un accenno lo si possa fare, anche se la partita è gestita ad altri livelli. E mentre si prepara a questi 2 appuntamenti, Zaia ci dice che sta scrivendo il discorso di presentazione per il 24 giugno alle 18, quando a Losanna verrà scelta la località che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026 tra Cortina Milano e Stoccolma, e il presidente del Veneto lancia un invito ai cittadini. Adesso stiamo cercando di diffondere, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, a chi usa i social, di farsi una foto con questo cartello, no? con Milano Cortina e l'hashtag. Cerchiamo di diventare endemici e virali, visto e considerato che da noi tutti vogliono le Olimpiadi, a differenza di Stoccolma, dove sembra che un cittadino su 2 non voglia le Olimpiadi.
Ci spostiamo a Padova, dove il sindaco Giordani ha concesso l'iscrizione all'anagrafe ad un richiedente asilo ancora in attesa dello status di rifugiato. È lui stesso a spiegarci perché lo ha fatto. Ha fatto ricorso, scadeva il giorno 17, ho preso la decisione di far sì che il comune non abbia danni, no io, il comune, l'amministrazione comunale. Questa è una decisione che ho preso, tranquilla e serena. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è iscritto all'anagrafe un richiedente asilo che ha fatto ricorso per avere lo status di rifugiato, ricorso che scadeva il 17 giugno. Si tratta di un 29enne fuggito dalla Costa d'Avorio che vive a Padova e che lavora in un hotel di Venezia. Con questa decisione Giordani avrebbe però di fatto violato quanto previsto dal decreto sicurezza di Salvini. Io vado alla sicurezza. Sapere sicurezza vuol dire anche sapere dove sono, cosa fanno. E la salute pubblica, altra cosa ancora. Per cui sapere dove sono, cosa fanno e come stanno. Non vedo nessun problema. Giordani ha spiegato di aver preso la decisione, la prima del genere in Veneto, per tutelare il comune rispetto alle ripercussioni giudiziarie, come è accaduto a Bologna e Firenze, dove i tribunali hanno accolto i ricorsi di alcuni richiedenti asilo. Ha chiesto un parere pro veritate all'ufficio legale del comune, non ha scaricato, dice, la responsabilità sui funzionari di Palazzo Moroni ed è pronto a fare un passo indietro se la norma sarà chiarita. E quando sarà fatta chiarezza, io faccio un passo indietro. Vi ricordo che stiamo parlando di 3, 4 persone, 5 forse. Qualche altra città molto grossa ne ha 6, 7, 10, per cui stiamo parlando di poche persone. Rispetto totale alle istituzioni. Se fanno una normativa chiara, io mi devo, fanno una normativa chiara, faccio un passo indietro e tolgo quello che ho fatto. Non c'è problema, però deve essere chiara. Quanto alle polemiche politiche che si sono subito infiammate, Giordani risponde a chi lo accusa di aver voluto fare un favore all'ala più di sinistra della sua maggioranza. Io non faccio ideologia, non faccio attacchi alla Lega, non faccio attacchi a nessuno, io sono per fare cose serie, tranquille. Mi prendo le mie responsabilità. Non sto facendo, per quello non l'ho data ai funzionari, potevo girarmi dall'altra parte, non lo faccio, io non cerco consensi, io faccio le cose che ritengo siano giuste. Intanto la prefettura ha chiesto gli atti e ogni altra informazione sull'iscrizione all'anagrafe per verificare la corretta applicazione del decreto sicurezza. E dure le reazioni della Lega e soprattutto del vice premier Salvini. Io sono al fianco di tutti i sindaci, ma mi aspetto applichino la legge anziché fare disobbedienza ideologica, lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la decisione del sindaco Giordani di iscrizione all'anagrafe del comune di Padova di un richiedente asilo. Il primo cittadino ha definito il suo gesto di autotutela per prevenire ripercussioni giudiziarie. Comunque la decisione è apertamente in contrasto con il decreto sicurezza Salvini, già criticato in passato da Giordani. Oltre al vice premier, anche la Lega Veneta ha attaccato duramente il sindaco di Padova. Mi sembra una giunta hippie, ha detto il senatore Andrea Ostellari. A Padova un'amministrazione sempre più di sinistra e sempre meno civica. Questo è quello che registriamo negli ultimi giorni, a partire dal ripescaggio della consulta dello straniero e per finire alla recente iscrizione anagrafica del richiedente asilo, iscrizione che peraltro sotto il profilo pratico non porta assolutamente nessun tipo di beneficio. Io credo che Padova e i padovani non abbiano bisogno di questo. Pensiamo che Padova e i padovani abbiano bisogno di un'amministrazione che sappia applicare la norma, che sappia dare risposta ai cittadini. Vista l'attenzione che la Giunta dedica agli stranieri, ai padovani non resterà che chiedere asilo, conclude Ostellari. Per il Carroccio la decisione di Giordani di iscrivere il richiedente asilo che da tempo vive e lavora tra Padova e Venezia è un autogol per l'amministrazione padovana. È un messaggio assolutamente sbagliato in un momento in cui con grande fatica stiamo mettendo ordine a una accoglienza fatta dal centro-sinistra negli ultimi anni che ha scaricato sui cittadini innocenti e inermi le loro incapacità e irresponsabilità. E su questa vicenda i cittadini si dividono, c'è chi ne apprezza il coraggio e chi critica una scelta non condivisa con il governo. Avrà avuto i suoi motivi, saprà quel che fa il sindaco, spero. Quindi se l'ha fatto vuol dire che era cosciente di quel che faceva. Se voleva fare una provocazione, ok, sarà il sindaco a decidere, sarà lui che decide in prima persona, insomma, di quello che fa. Le istituzioni hanno deciso di dargli la cittadinanza, probabilmente... No, la cittadinanza, l'iscrizione all'anagrafe. L'iscrizione all'anagrafe. Residenza, quindi. Sì, probabilmente hanno fatto bene, se lo ritengono tale. Non so cosa ne pensa il governo. Il governo ha già detto che non va bene.
allora sono d'accordo con il governo. Guardare un po' quello che il governo aveva un po' indicato, giusto per avere un po' di coerenza in questo periodo. Secondo me ha fatto bene, se ha scelto lui questa cosa evidentemente avrà valutato, non credo che l'abbia fatto così per partito preso. No? No, ha chiesto un parere legale, dice che comunque anche per la sicurezza della città c'è di fatto che il governo però non è d'accordo. Ma il governo non è d'accordo su parecchie cose, francamente non sono neanche io d'accordo con questo governo, quindi se il sindaco ha fatto questo, bravo Giordani. Sono voti per chi per la sinistra ha bisogno di tirare su qualcosa e dare un voto a chi non ha i diritti. Questo è il mio punto di vista. Uno entra chiedendo permesso, se ha il permesso di entrare ben venga, se è un rifugiato ben venga, e per il resto ognuno deve trovare la propria strada. Fatto bene. Perché? Perché bisogna essere umani e aiutare anche gli altri per il futuro, per il prossimo. Il governo non è d'accordo però. Il governo è un'altra cosa e qua governiamo qua, devo governare quelli che governano qua, il sindaco governa la città. Fatto bene, perché così in questo modo diciamo, si garantisce una certezza a livello diciamo, di quello che è il paese, a mio parere. Il governo però non è d'accordo con il sindaco. Lo so, però adesso diciamo che il sindaco e il governo non sono molto d'accordo perché le opinioni politiche sono un po' diverse, però a mio parere ha fatto bene. Opportunità a tutti va data, poi entrando nel merito delle situazioni si vedrà se merita o meno di continuare a stare qui. Secondo me la scelta più concreta da fare è quella di fare delle scelte apolitiche e nel rispetto delle singole persone. Per me ha fatto bene, io sono un ex terrone. Siamo adesso alla cronaca, grave incidente stradale a Latisana, un furgone proveniente dal Bassanese travolto da un camion, il bilancio è pesante, un morto e 3 feriti. Questo quanto resta del van su cui viaggiavano 4 persone partite dal Bassanese, coinvolto in un incidente con un camion con targa italiana a Latisana, dopo le 11 di questo mercoledì, poco distante dal casello autostradale della 4. Dei 4 occupanti del furgone una persona è morta, il 71enne Giuseppe Bizzotto di Cassola, che viaggiava nella parte posteriore del mezzo, mentre gli altri 3 sono rimasti feriti, trasportati all'ospedale di Udine e di Latisana in condizioni anche serie. La vittima, affetta da disabilità, è deceduta nonostante i lunghi tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto sul luogo dell'impatto, che, come si vede dalle immagini del Messaggero Veneto Videoproduzioni Petrussi, è stato di particolare violenza. A stabilire le cause dell'incidente saranno i carabinieri della compagnia di Latisana. In un caso il trasporto della ferita, moglie della vittima, è stato garantito dall'elicottero atterrato a pochi metri dal luogo dello scontro. Adesso in provincia di Padova, dove una lite familiare degenera, un 38enne viene aggredito a colpi di badile dal convivente della madre. 2 persone sono state arrestate. Aggredito a colpi di badile fino a lasciarlo quasi in fin di vita, la sua colpa quella di voler vedere la madre. Una lite familiare che poteva finire in tragedia, quella avvenuta in un'abitazione di via Savellona a Pernumia. Giacomo Dardengo, 38enne di Monselice, è stato picchiato e preso a badilate dal convivente della madre, il 46enne Mirko Gecchle, e dal suo amico Fausto Binato, di 69 anni, che da qualche tempo viveva lì. Le urla dell'uomo sono state udite dai vicini di casa, che hanno allertato i carabinieri, che sono subito corsi sul posto. Le prime evidenze ci dicono di una lite degenerata, di un rapporto familiare, amicale, già da tempo conflittuale, che ha avuto questi esiti tragici e quindi rispetto al quale insomma, siamo intervenuti fortunatamente in tempo prima che potessero esserci ancora più gravi conseguenze. Arrivati nell'abitazione hanno trovato il 38enne privo di coscienza, soccorso dalla madre, il viso, una maschera di sangue. Portato in ospedale, i medici gli hanno riscontrato ferite alla testa, al volto e numerose costole rotte. Nel giardino dell'abitazione i carabinieri hanno anche ritrovato un badile con il manico spezzato. Dopo aver raccolto le testimonianze dei vicini e della madre del 38enne, il convivente e il suo amico, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso. In casa i rapporti erano tesi da tempo, frequenti le liti perché Giacomo Dardengo voleva fare visita alla madre. Un contesto difficile, un contesto problematico che però siamo riusciti a sviscerare grazie come sempre alla capacità dei nostri comandanti di stazione, in particolare della stazione di Monselice.
Sul tetano girano tantissime bugie, i somari antivaccinisti sostengono che non è un pericolo reale per chi non vive a contatto con gli animali, che basta pulire le ferite con acqua ossigenata per evitarlo, che si può prevenire con la vitamina C e che spesso si è immuni, naturalmente tutte scemenze. Lo scrive Roberto Burioni, il medico e divulgatore scientifico noto per le sue battaglie sui social contro la campagna Novax, commentando sulla sua pagina Facebook il caso della bambina di 10 anni non vaccinata che a Verona ha contratto il tetano. La piccola avrebbe contratto l'infezione tetanica dopo essere caduta ferendosi ad un ginocchio. Le sue condizioni sono stazionarie e in terapia intensiva. Il pericolo è ovunque, spiega ancora Burioni, anche una piccolissima ferita può provocarlo. L'acqua ossigenata e la vitamina C sono inefficaci e soprattutto non esiste una immunità naturale. Anche chi ha preso il tetano ed è guarito non è immune. L'unico modo per essere protetti è vaccinarsi. Chi non vaccina i propri figli, conclude sempre Burioni, danneggia loro e la società a causa delle loro bugie e della loro follia. C'è una bambina in rianimazione a Verona, e sono le parole sempre del dottor Burioni. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta e ancora cronaca ad aprire questa seconda parte. Conta dei danni oggi dopo il furioso incendio che ieri sera ha colpito a Cassola, nel Vicentino, un'azienda di lavorazione del legname. L'allarme scatta attorno alle 19:30, Bassano Parquet in via Tito Speri a Cassola, al confine con Bassano, di cui è titolare Giuseppe Andreatta. Un fumo nero e denso si alza. Il cortocircuito di un quadro elettrico vicino a un macchinario per l'imballaggio nella parte sud dei magazzini di stoccaggio all'origine del rogo. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco. Uno spiegamento di forze dell'ordine e polizia carabinieri per bloccare il transito dei mezzi in prossimità dell'azienda. Vista la vicinanza dei binari è stata allertata anche la Polfer, ma non essendoci transito serale di treni non si sono verificate modifiche sulla tratta ferroviaria. Fabio Gamba al bar proprio davanti alla fabbrica, è stato il primo a dare l'allarme. Ho chiamato subito la proprietà, ho chiamato i pompieri e sono arrivati immediatamente. Tanto fumo, tanto fumo. Per fortuna l'aria tira in là, quindi non c'è nessun problema per le attività che ci sono qua. Sì, è rimasto circoscritto lì, comunque i pompieri sono riusciti a circoscriverlo, da quello che ho capito. Sì, sono arrivate 4 autoclavi, 2 davanti, 2 dietro, e hanno risolto alla grande. Allertato l'ARPAF per i rilievi dell'aria, in giornata nuovi controlli sui reflui, subito sul posto il sindaco di Cassola e l'assessore all'ambiente di Bassano Andrea Viero. Le lingue di fuoco hanno raggiunto anche il tetto, vedete le immagini. Si è lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza il capannone, azienda coperta da assicurazione, ma si parla di danni ingenti. Voltiamo pagina. All'Arsenale di Venezia si è aperto oggi il Salone della Nautica. A tagliare il nastro la Presidente del Senato Casellati. Inevitabili i riferimenti al dibattito sul futuro delle grandi navi in laguna. Le frecce tricolori solcano il cielo sopra Venezia a salutare quello che è stato definito il ritorno a casa dell'arte navale. Ma al di là dell'inaugurazione di un salone nautico che ha un evidente respiro internazionale, da qualche settimana non è più possibile pronunciare nella stessa frase le parole navi e Venezia senza innescare il dibattito sul futuro del pesante impatto croceristico in una città così delicata. Io penso che con un po' di buona volontà tutte le polemiche possono essere sopite. L'importante è riuscire ad avere in mente quello che è l'interesse di Venezia, dell'Italia e del mondo, perché Venezia è un patrimonio universale, quindi è necessario che ci sieda intorno a un tavolo e si ragioni su questa meravigliosa città, unica al mondo, è un nostro vanto. Dal 1100 e per 7 secoli migliaia di persone hanno lavorato in questi 48 ettari all'estremità orientale di Venezia. L'Arsenale era il cuore dell'industria navale della Serenissima.
fasti impossibili da rinverdire, ma un'iniziativa come questa è considerata un'opportunità per rilanciare il comparto. Il Salone Nautico che oggi si inaugura è una nuova straordinaria occasione di sviluppo economico e anche di carattere culturale. Perché ci sono imbarcazioni di grande originalità e qualità che si pongono in una linea tra innovazione e tradizione, perché questo significa nuovi posti di lavoro, perché questo ancora significa un'attrazione incredibile dal punto di vista turistico e a livello internazionale. Un pensiero pienamente condiviso dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che non ha risparmiato frecciate al governo, al motto di un principio fondamentale del diritto, pacta servanda sunt, i patti devono essere osservati. Non vogliamo morire di turismo, dobbiamo sviluppare le fabbriche. Con il governo precedente, insieme alla regione e tutte le altre autorità cittadine, avevamo un accordo che erano già stati finanziati parecchie centinaia di milioni per bonificare Porto Marghera, per finire i marginamenti e per bonificarli. E adesso la maturità, oggi prima prova scritta, quella di italiano. 8.000 studenti trevigiani hanno affrontato questa mattina la prima prova di maturità, ovvero italiano. Gli ammessi all'esame dovevano scegliere tra diverse tipologie di tema, analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo, Dalla Chiesa a Bartali, Stagliano e Montanari per il saggio breve e i temi d'attualità. E la prima prova è andata, verso le 12:30 dal Liceo Canova hanno cominciato ad uscire i primi studenti. Com'è andato? Secondo me è andata bene. Mi si è presentata una traccia che sinceramente mi aspettavo vivamente che venisse fuori, quella su Ungaretti, il tema della guerra. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sì, però personalmente mi aspettavo anche una traccia legata all'ambiente, visto che è comunque un tema molto affrontato di recente, ci sono state anche le marce qui a Treviso e comunque anche in altre città, quindi pensavo di trovare qualcosa anche di quello. Come ti è sembrata questa prima prova? Beh, le tracce erano orrende, però... sì, fattibili, sì, si facevano, però non mi sono piaciute assolutamente. Avrei preferito quelle dell'anno scorso, però. La seconda prova è quella che preoccupa maggiormente gli studenti. Nella seconda prova dovrò studiare anche la letteratura. Seconda prova spero sia abbastanza simile alle simulazioni che abbiamo già svolto e sono preoccupata più per inglese che per tedesco, perché so che il livello è un po' più alto, quindi... incrociamo le dita. Sul cambiamento dell'esame di maturità gli studenti si sono rassegnati, ma dicono doveva valere per quelli di prima, non certo per noi che li stiamo affrontando ora. Sì, l'orale è una cosa nuova perché appunto con questo discorso delle buste ci troviamo tutti, noi ma anche i professori, un po' in difficoltà perché ci troviamo davanti a una cosa a cui non abbiamo mai assistito, non abbiamo mai provato. Per l'orale cosa ti aspetti? Non so, noi siamo finiti tardi, quindi ho tempo per andarmi a vedere gli altri e vedere come funziona esattamente. Spero che siano clementi, dato che è tutta una cosa nuova. Magari la prossima volta saperle un po' prima queste cose, perché comunque sì, sia noi sia i professori comunque abbiamo dovuto cercare un modo per adeguarci, insomma, e niente, ci ha un po' infastidito, ma vabbè. Non è stato facile? Questo no, di sicuro, adesso vediamo un po' con gli orali eccetera come andrà, speriamo che per il prossimo anno, se rimane così, si riesca a trovare una soluzione prima. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sulle nostre regioni, la giornata di giovedì 20 giugno dunque ci regalerà ancora il bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno al massimo velato su tutte le province. Al pomeriggio però sarà possibile qualche veloce temporale sui monti bellunesi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi con punte di 34 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 27 e 30 gradi.
Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove ci sarà il bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e i 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.